Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vorrei portarvi in uno dei borghi più belli d'Italia, Arqua Petrarca. Visto che non possiamo uscire dalle nostre regioni, questo mi sembra un ottimo pretesto per esplorare il posto in cui viviamo. Per questo video c'è un ospite speciale e spero che ci sarà anche nei prossimi. Ciao! Mi raccomando, se i video vi piacciono mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Buona visione. Buona visione! Allora, come procede il pasto? Stiamo mangiando del burro, dobbiamo trovare un'alternativa valida a un tavolino. Recensioni sulla lì, non c'è niente per i vegetariani. Allora, abbiamo comprato del pane a fette, del burro vegetale pensando che fosse formaggio spalmabile, dei carciofini, dei pomodori secchi, polpette vegetali di rape rosse e mini burger vegan di broccoli e calè, che non so cosa diavolo siano. È dura essere vegetariani, o provarci almeno. Cosa hai detto che fanno ad Arqua Petrarca? Lo spritz di giuggiole! Allora bisogna provarlo. Ciao ciao furgone arancione. Andiamo? Andiamo! Cos'è che dicevi di questo paese? Arqua Petrarca? Arqua Ripeti. Petrarca è il paese famoso per le giuggiole. Tantan. Altre giuggiole. Giuggiole, 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 giuggiole. In alto a destra possiamo osservare altre giuggiole. Giuggiole. Corbineo e baccarà per tinteggia soffega. Ok, questo è l'albero di giuggiole più bello che abbia mai visto. In pratica è un ramo che esce da lì. Il padovane sogna il matrimonio e quando trova chi che viva genio e porta una candela a Sant'Antonio. Fior del geranio. Cos'è che stai bevendo? Brodo di giuggiole. Liquore fermentato. Com'è? È buono? È meglio che mi metti la mascherina secondo te per questo periodo? Se vuoi mettertela come vuoi. Che dopo non facciamo pubblicità anche sbagliata. Siamo in Enoteca da Loris e abbiamo conosciuto la simpatica proprietaria che ci ha fatto assaggiare il liquore con le giuggiole. Allora è un liquore dolce fatto con i frutti dell'autunno, melograno, melacotogna, uva e giuggiole. Infusione con alcol e zucchero per più di un anno da un'azienda locale che trascorso questo periodo schiaccia la frutta e viene schiacciato anche il nocciolo che c'è all'interno della giuggiola. Quindi il liquore sa da amaretto, da mandorla, sono le sostanze del nocciolo. La ricetta è stata presa dai contadini che raccoglievano questi frutti, li mettevano in cantina per l'inverno, marcivano e c'era questa fermentazione naturale che diventava un liquore. Quindi brodo perché c'è più frutta, di giuggiola perché era il frutto più abbondante. E con questo liquore si va in brodo di giuggiola. Beh, noi non siamo venuti ad Arqua Petrarca soltanto per ubriacarci, ma anche per fare una passeggiata. Qui ci sono i sentieri che portano fino alle montagne attorno e da qui incomincia il nostro piccolo trekking. Sei trevisani che ha il radiccio rosso e i bellunesi fa qualche strambesso. Strambesso! Di rovigotti tu. Olivi e rosmarino ovunque. Corbineo. Cos'è? Secondo me è una mandorla. Allora, oltre alle giuggiole e i melograni ci sono anche queste cose che sembrano... È una mandorla, cazzo? Era una mandorla. No! Però non penso si mangino così, no? Una tossica, tipo, ho sentito che c'è del cianuro dentro, no? Beh, non mangiamo le mandorle crude. Abbiamo la cena. È vegetariana. Corbineo e baccarà per tinteggia soffega. Oh, moschettiere, d'Artagnano. Aramis. Aramis. Devi Parco regionale dei Colli Euganei, è molto bella questa zona, c'è un sacco di colli euganei che da questo parcheggio si vedono un po' male, però sono molto belli. serve vioi che gran. Maggie si è innamorata delle foglie rosse. Corbineo e baccarà. Come procede l'ascesa al Monte Ventolone mediante una pista di downhill? Ottimo, direi. Direi. Gelso e a donna del rispetto si de giasso non serve. Stiamo camminando fino alla cima del monte Ventolone, seguendo un sentiero da downhill ed è molto più figo perché non c'è nessuno e siamo circondati dall'autunno. Ok, questa è la cima del monte, non ci si può entrare, però è stato molto bello uscire da lì. Nella filastrocca del Veneto ci dice Bergamaschi Brusa Cristi. Leggenda vuole che in una chiesa ci fosse un gran crocifisso con le gambe dritte. A un certo punto questa chiesa prende fuoco e il Signore, per non bruciarsi i piedi, ha piegato le gambe, quindi adesso il crocifisso non è più coi piedi dritti, con le ginocchia piegate. Ma allora ci devi per forza illustrare tutta quanta la filastrocca, no? Veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti, udinesi
udinesi e castellani col cognome de Furlani, trevisani, pan e trippe, rovigotti, bacco e pippe, i cremaschi fa coglioni, i bressan taglia cantoni, e che ne ancora dei più tristi, bergamaschi brusa cristi, e belun, pore belun, te si proprio ve nessun. Guarda. È una corteccia Maggie. Eh sì, anche il caigo della pianura padana ha il suo perché. Allora abbiamo appena percorso un sentiero che si chiama Spada nella Roccia. Questa è la Spada nella Roccia. Fiore tirari, se sa chi padova. Chi volesse in paese c'è anche la casa del Petrarca, famosissimo motociclista del 300, che fu il primo a vincere di fila 2 campionati MotoGP e lo fece scrivendo una poesia in volgare, casa con museo e tutti i suoi caschi che aveva con gli adesivi esposti. Merita, merita. Ultima tappa della giornata è lo spritz con le giuggiole. Allora mi hanno detto che la ricetta originale Cin dovrebbe essere con giuggiole e non ho capito se fiori d'arancio o liquore all'arancio perché sono stupido e non mi ricordo le cose, però il colore è molto figo. Com'è? È molto dolce, ma con le patatine ci sta da dire. Oddio. Ragazzi, bisogna inquadrarlo, il secondo posto tra i borghi più belli d'Italia, il borgo dei borghi, Arquà Petrarca e lo spritz, diciamolo, pestava alquanto, lo spritz alle giuggiole pestava abbastanza. Infatti il tragitto di ritorno verso la macchina sembra un attimino più pendente, non vorrei dirlo, ma mi sembra che la strada penda vagamente verso destra, ma adesso potrebbe essere una mia impressione. Allora, speriamo vi sia piaciuto il girone in uno dei borghi più belli d'Italia. Noi adesso torniamo verso casa e voi, se vi è piaciuto il video, mettete like, condividete, seguiteci su tutti i social. Ciao mamma, vado in. Basta. No, basta davvero.